Ed ecco qui la cena di questa sera. Praticamente qui ho cucinato le melanzane, come avete visto da ricetta, e le ho distese così tra un foglio e l'altro. Di qua sto cucinando gli spiedini. Una cosa però sono ancora indecisa, se fare le patatine fritte oppure no. Quello lo devo ancora decidere, perché forse le melanzane può bastare perché è abbastanza. Ma 2 o 3 patatine. Adesso devo accendere la stirella perché ho tutti questi qui da stirare. Praticamente qui la mia stirella è fatta, c'è il piano, l'asse da stiro che dovrebbe anche aspirare, riscaldarsi accendendolo qui, ma io lo uso normalmente. E mentre la caldaia, che volendo si può buttare dentro anche l'acqua, è a parte, sono 2 pezzi separati. Ok, iniziamo con l'accendere la stirella.
quasi un'ora di stiro ce l'ho fatta. Queste sono camicie da lavoro che ormai sono le ultime credo di aver stirato, perché con il caldo si mette le magliette con le maniche corte e queste le usa in quelle giornate dove c'è pioggia, per cui più o meno le usa meno e ne avrò anche meno da stirare. Questi sono i pantaloni da lavoro, queste sono sempre camicie, ma non le ho piegate come queste perché queste sono quelle da festa e le appendo con gli appendini.
stata dal tabacchino per pagare una bolletta e vendono queste mascherine a 50 centesimi l'una, praticamente dentro ce ne sono 10, per cui 5 euro al pacco, e per cui ho deciso di prendere e di provare anche queste qui. Oggi a mezzogiorno cappuccio tagliato finemente con il coltello, e questi sono i tomini che basta solamente, così come sono, rosolarli su una pentola, il formaggio all'interno diventa morbidoccio e sono morbidi così, e qui fuori fa la crosticina classica dei prodotti rosolati. Ed eccomi qui al Famila per fare la spesa. Come vedete questa mattina sono le 8:05, il parcheggio è praticamente quasi vuoto, ci saranno le macchine di chi lavora dentro e nient'altro. Avevo paura d'essere in ritardo perché ero abituata che a quest'ora c'era già la colonna, ma vedo che più passa il tempo più si sta smaltendo la calca dei mesi passati, per cui vado più a fare la spesa anche più volentieri, anche io non trovandomi nella calca. Ed eccoci qui per il svuota la spesa di questa mattina al Famila. Allora, in offerta c'era la carta igienica, per cui ne ho preso una. Poi ho preso il Vicinet, 2 Coke Zero, un pollo allo spiedo e 2 casse d'acqua di Brio Blu. Di qua invece abbiamo il sacchetto. In totale ho speso 90 euro, è scritto qui, 90 euro e 42 centesimi. Alla cassa mi hanno dato la loro rivista, non so che rivista sia perché è veramente la prima volta che la ricevo. Allora, iniziamo a svuotare questo sacchetto. Nel banco frigo ho preso del marchio Saper di Sapori questo bigoli fatti che hanno una scadenza anche di 2 mesi, più neanche di 1 mese e mezzo, e così li assaggio. Poi ho preso il prosciutto cotto, una confezione di Wooster, questi qui numero 38 di questo marchio Cagner, che ho visto che sono buoni e mi piacciono. Per la prima volta ho provato a prendere queste chips di lenticchie e rosmarino, le provo ad assaggiare. Una confezione di uova. Ho provato a prendere questo pane già confezionato, sapori e piaceri, pane tipico pugliese a fette. Allora, per essere morbido è morbido, speriamo che sia anche buono perché realmente è la prima volta che lo prendo. Una barretta di cioccolato Novi nero all'arancia con scorzette di arance e mandorle. Una confezione di mortadella, e ho preso, questi sono i bollini che mi danno, non so neanche a cosa servono sinceramente, perché è da poco che ho fatto la tessera, devo ancora capirmi. La bresaola della Valtellina. Per mangiare insieme al pollo allo spiedo ho preso le cipolline al forno. Poi ho preso queste qui della Santa Lucia, le mozzarelline ciliegia, le Philadelphia, quelle piccole, questi tramezzini di questo marchio mai assaggiati, prosciutto e funghi. Poi ho preso la mozzarella, solamente che questa volta non ho trovato i bocconcini, ma ho trovato quella intera. Una confezione di Simmental. Ho preso le fette tipo sottilette però della Lerdarmer, i fiocchi Iocca, di qua una confezione piccola di latte, una confezione di pancetta affumicata che era anche in offerta, per cui ho deciso di prenderla giusto perché era in offerta.
Ho provato a prendere il loro grana, non l'ho mai preso, vediamo che lo assaggio, vediamo se è buono o cosa. E per finire qui ho preso le manzacolle in Saor, questa bella confezione, ci ho dato 8,21 € per 3 etti e 22 grammi. Poi, sempre di pronto, ho preso insalata al farro vegetariana, sono 5 etti e 44 e ciò l'ho pagata 5,71 €, che pensavo di mangiarmela oggi a mezzogiorno. Poi mi sono fermata anche al mercato agricolo, quello di Vedelago. Questo mercato agricolo c'ha solo 3 bancherelle. Una vende frutta e verdura, uno formaggio e pane e un altro che vende olio. Non c'è nessun altro, non è come quello di Castelfranco che ci sono più bancherelle. Ma visto che avevo poca verdura ho deciso intanto oggi mi fermo a Vedelago e domani vediamo se riesco ad andare anche a quello di Castelfranco. Allora ho preso un cappuccio, zucchine, cetrioli, le ciliegie, poi il formaggio stracchino, una cacciotta, un formaggio mezzano e 2 ciupettine qui di pane che l'altro ancora 15 giorni fa mi sembra ne avevo preso una giusto per assaggiarlo e visto che è anche buono ho deciso di prenderne 2. Ho fatto la mia prima esperienza dopo la chiusura in un negozio di abbigliamento perché cercavo dei pantaloni tipo questi che sono di lino, che sono freschi, larghi, ci sto comoda, con l'elastico in vita ci sto comoda e sono andata a vedere nel stesso negozietto dove ho trovato questi. Però mi ha detto di passare la prossima settimana che forse li arrivano. Nel frattempo però ho preso questi che poi ve li faccio vedere meglio. Comunque è come andare a fare la spesa. Mascherina, guanti se vuoi, se non vuoi, perché eravamo in 3-4 dentro il negozio, 2 erano senza guanti e compresa io e un'altra invece li avevamo, per cui è una scelta anche personale. Mascherina sì. Comunque abbiamo potuto provare l'abbigliamento, si è potuto provare, per cui adesso vi faccio vedere i pantaloni che invece mi sono presa. Anche questi qui, elastico in vita, larghi, comodi, tipo una gonna pantalone diciamo. Però ho voluto, visto che mi stava comoda e mi stava bene addosso, ho deciso di prenderla, l'ho pagata 29,99 €, per cui 30 €. Nel frattempo, però, prima di tornare, mi sono fermata in gelateria e ho preso 1 chilo di gelato. Questa gelateria l'anno scorso al chilo faceva 18 € al chilo, quest'anno 20, addirittura 2 € in più rispetto all'anno scorso, proprio una bella botta di aumento. Questa sera volevo riprovare a rifare il risotto con salsiccia e zucchine. Allora, una salsiccia, zucchine e di questo dado io ne uso mezzo. Queste sono le quantità per circa 150 grammi di riso. Adesso le zucchine le taglio a rondelle, a rotelline, le metto in pentola a rosolare. Io qui ho rosolato sulla stessa pentola in cui farò poi il risotto, però vedete che sotto si è alquanto bruciacchiata, per cui vi consiglio di utilizzare una pentola antiaderente che forse è meglio. Sbriciolata la salsiccia e la butto insieme alle zucchine. Aggiunto il riso 150 grammi, adesso io lo faccio con l'acqua perché non c'ho brodo, ci metto l'acqua e il mezzo dado che vi avevo detto. Il riso è pronto, adesso basta impiattarlo, ci butto del grana e mangiamo.